Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Lorenzo D'Alonso di Vinchievo Times, operador soci sanitari, alle muardi ignoti in ospedale a Pordenone dopo essi stati a pazzot di un'auto in tan caliere insieme a esso biciclette. Il zovin alle stati a pazzot in viale Grigoletti di un zovin di Vinchie Cincains assegnata e sconsegnis a domicili che è il risultato negativo all'alcol test e si è fermata da Urman a prestare soccorso. D'Alonso, a Bruces di Orighin, alle sta sbalciata diversi metri di distanza li sosferidis a son apparidis da Urman tan graves e il zovin alle spirati in ospedale. Aveva terminato appena il sotturni all'ospedale di Pordenone e all'iere da ora gli entra a chiase, quanche a una svolta alle stati a pazzot. L'automobilista le indagato per omicidi colposi dopo di incidente stradale. Una femmina triestine di 42 anni è stata arrestata per rapine dai carabinieri de capitale regionale. La femmina aveva rubato diversi trucks e cosmetics di dos botteghi di Corsa Italia, ma era stata notata di une assegnate ai sicurezze che le aveva fermate all'esterno delle botteghe. Perdute risposte, la femmina ha minacciato la vigilante, sburtante e chiappando via i carabinieri l'hanno chiatata a poche distanze, con anche la borsa col malchiolt dentro dal valore di 600 euro. Il Ministero de Salute ha avvisato le regioni de disbisogno di prepararsi a una nuove ondate di varianti di Covid-19 e dunque a un aumento possibile dai ricoverati in strutture sanitarie regionali. La situazione non si può paragonare a che dal 2020 ha sclarito il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. Annunzia anche il presidente Federica l'ha chiatato il ministro di salute Schillaci. Al momento l'ha concluduto Riccardi i sequenziamenti fatti sui casi positivi chiatati in tagli aeroporti su passeggeri che avvengono in decine si può ricondursi non a nuove varianti ma a Omicron. Accordi tra Regione e Confindustria Udin per promozione della salute in tali ambienti di lavoro con un progetto triennale per il sviluppo di buone prassi per il miglioramento della salute dei lavoratori. Le aziende che parteciperanno avranno una certificazione che testimonierà l'applicazione delle buone pratiche, tanto la promozione di una corretta alimentazione, il contrasto al fumo di tabacco, la promozione di attività fisiche, la promozione sicurezza stradale, di una mobilità sostenibile e il contrasto al consumo dannoso di alcol e altri dipendenti. La promozione della salute in tali ambienti di lavoro è una tematica per noi fondamentale, la sclarita la vicepresidente di Confindustria Udin, Anna Mareschi Danieli. In provincia di Udin sono più i pensionati che lavoratori attivi. Il dato al vensu di analisi dai uffici studi del CGA di Mestre che sottolinea che a fronte di 220.000 lavoratori a sedi in 226.000 pensionati, dunque con una liquidazione negativa di 6.000 unità. Situazione simile anche in province di Trieste e Gorizia, con 2.000 in maniera rispettive e 3.000 pensionati più dai lavoratori. Dome Pordenone al FAS segna una liquidazione positiva di più o manco il 15.000 lavoratori, numero che al porta in positivo anche il dato regionale. L'invecchiamento progressivo della popolazione ha effetti disastrosi sul marchiato del lavoro, alla sclarita il responsabile dall'ufficio studi del CGA Paolo Zabeo e di che deriva anche la difficoltà sempre più grande di chiatà news lavoratori zovins pai imprenditori. Le liquidazioni in Friuli, Vignesi e Giulia partiranno il 5 gennaio, a comunicato e Estade Confcommercio Udin che ha sottolineato
il momento importante per sbutteghis. Le liquidazioni sono un volante di affari per economie e un'opportunità per i consumatori, l'ha sclarita Alessandro Tollon, presidente di Federmoda dal Friuli Vignesi e Giulie. È un passaggio significativo per attività di imprese. Gli esercizi commerciali incassano la liquidità necessaria per pagare tasse, dipendenze, fornitori, fizzi e costi fissi. Lis fameis a sparagnin sul vestiario e sul mangià pur di paià li sutencis domestichis, leccetant che al vensù de attività de caritas diocesane che si chiate a vedi aiutare sempre più i nuclei familiari in difficoltà. Fameis furlanis è sempre più in difficoltà, ovvese segnalazioni a questo proposito. Sì, no, si convince che aiutare una famiglia aiuta le società, no? E prima di tutto aiuta una famiglia a svolgere la sua opera educativa, perché se si sente insieme attorno alle tavole, si capisce anche ciò che dopo è le messe, no? La comunità. E il mangiare insieme è il momento più straordinario della vita di ogni giorno. E noi aiutiamo le famiglie perché possono farlo ogni giorno con serenità, senza ossessionarsi alla roba oppure a domandare la carità, come si dice, per vergognarsi, ma per sentirsi in famiglia. E allora è di una banda la mensa che funziona 12 giorni, dome per misdì, e dopo le famiglie a chiesa loro. Sì, ecco, perché in te mense si viene di besoi. Quando io ne famiglia bisogna dare una risposta differente. Noi abbiamo i volontari che preparano, no? Sempre, ogni giorno, per le famiglie che hanno bisogno, a turno evidentemente, del casselli, della caledrenti, un po' di tutto. C'è che il servizio perché le famiglie avete di dire, voi avete mangiato insieme. Apu Udine alla esonerat coach Matteo Boniciolli de guide de prime squadre. A comunicato con tune note gli sta della stessa società Blanche e Nere che ha rimettuto la banchina all'ex assistente di Boniciolli Carlo Finetti. Finetti che aveva dato la volta già la ex coach di Lund dal periodo di positività al Covid alle prime esperienze di allenatore. Boniciolli aveva portato Udine a vittorie in Coppa Italia la stagione passata, ma anche a dos finals playoff perduti. Fatal per suo permanenza in A2 e gli è stata la disfatte ai quarts di Coppa Italia, quintri Cantù. E per queste sere alle 2, nuovi saltorne domani sere, buone serate e mandi.